Posto, retti, attenti! Siamo qui per un minuto di raccoglimento. Associazioni d'Arma di Nervesa della Battaglia unite per un minuto di silenzio intorno al monumento agli artiglieri danneggiato lungo il Piave. La bocca da fuoco del cannone, monumento nazionale squarciata da 2 esplosioni, qualcosa di più di banali petardi stando al risultato, probabilmente uno o più ordigni visto il doppio scoppio avvertito anche da lontano. Retti, posto! E ci auguriamo che questi fatti non si ripetano più. I carabinieri della compagnia di Montebelluna stanno indagando, al vaglio i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Non abbiamo nessuna minaccia, nessun tipo di niente per questo. Speriamo che sia una bravata di ragazzi che hanno combinato questo. Ragazzi che non hanno capito il sacrificio dei loro nonni. Penso di no, che non abbiano capito cosa hanno fatto i nostri vecchi. Al di là delle indagini e dell'individuazione dei responsabili, i tempi per risanare questa ferita non saranno brevi. Dopo i vandali occorrerà fare i conti con la burocrazia, malgrado le associazioni siano tutte concordi nel contribuire al ripristino. Questo è un monumento nazionale e adesso dobbiamo attendere prima di tutto risposte dalle nostre direzioni, da Roma e da tutto quanto. E dopo vedremo come comportarci. Penso di sì che ci voglia molto tempo anche per avere risposte. Dobbiamo attendere da loro cosa dobbiamo fare, perché non possiamo metterci mano.